Che fino ad oggi purtroppo qua a Venezia sulla questione grandi navi esistevano solo alcune idee, non esistevano i progetti. I tecnici hanno filtrato le idee esistenti, hanno scelto quelle che potevano essere soluzioni percorribili e abbiamo questi primi documenti che sono San Nicolò, come vi ho detto, e Chioggia. Li abbiamo perlustrati, ci portiamo a casa questo bagaglio di conoscenze ulteriori perché ritengo sia fondamentale non solo studiare e valutare sulla carta, ma vedere anche visivamente, quindi toccare con mano quelle che sono i siti locali. Al termine del sopralluogo in laguna per verificare la questione del passaggio delle navi da crociera vicino a Bacino San Marco, il ministro Toninelli ha ribadito l'idea di Chioggia e San Nicolò come opzioni, escludendo Marghera e il canale dei Petroli. Non vi nascondo ovviamente che aver visitato la parte del porto di Marghera, che ricorderete tutti era stata definita da tanti, a partire anche dal sindaco Brugnaro, come una soluzione pronta, come un dossier già definito nel cassetto del sottoscritto, non c'era alcun dossier. Però ci sono alcuni dati tecnici che non dico io ma che dicono quelli che lo fanno di mestiere. Arrivando dal canale dei Petroli, una grande nave da crociera, 340 metri e passa, che deve fare nel bacino di evoluzione, cioè una curvatura tale da poter attraccare in quello che loro ritenevano essere già un progetto esistente, cioè la banchina del nuovo porto croceristico a Marghera. Ci sono forti criticità e la criticità è la sicurezza. Se a ciò abbino il fatto che nel canale Petroli c'è una viabilità promiscua, cioè o adesso passa una nave petroliera o una nave porta mega container e dopo 5 minuti passa una nave da crociera con a bordo 6-7 mila persone e porto la memoria di quanto accaduto il 2 di giugno con l'incidente che tutti abbiamo visto che solo grazie a Dio non ha portato feriti gravi o morti, io sono preoccupato perché in quella zona, quella è una zona a rischio seveso, ci sono raffinerie, ci sono stoccaggi di benzine e ci sono petrolchimici. Il ministro non esclude un referendum. E per legge, un decreto del 2018, è necessario per questi tipi di progetti, per questo tipo di cantieri, fare una consultazione pubblica, un dibattito pubblico. E siccome siamo un Movimento 5 Stelle e non vogliamo far calare dall'alto alcuna decisione che venga poi subita dai cittadini che magari volevano avere anche qualche informazione in più, lì gli porteremo tutte le informazioni che ora non avevano e magari si formavano giudizi su dati che non erano scientificamente corretti. E poi magari faremo anche un referendum. I veneziani però stanno aspettando da troppo tempo una soluzione. Troveremo, ed è un altro punto importante, non solo la soluzione definitiva per portarle fuori, ma stiamo cercando di lavorare anche su una soluzione provvisoria per il tempo strettamente necessario a portarle definitivamente via dal canale della Giudecca come tutti, comprese le compagnie crocieristiche, vogliono.